Con Paolo De Rinaldis a complimentarci, oltre che per il successo di stasera con Gamma Innovation che ha vinto qui a Palais Ferrin per 6-4, per una stagione assolutamente importante, da quello che ho capito storica, impreziosita assolutamente anche dalla qualificazione alla WSA, quindi assolutamente complimenti Paolo. Ma i complimenti fanno piacere, inutile negarlo, eravamo partiti con un obiettivo che era quello di riuscire comunque a centrare i playoff. Il nostro presidente è sempre a parlare di salvezza, alla fine cominciamo a crederci anche noi. Andando avanti ci abbiamo creduto un po' meno, abbiamo creduto invece un po' di più a guardare quelli avanti rispetto a quelli dietro, però devo dire che siamo veramente tanto soddisfatti perché stasera comunque ci dispiace tanto per il Breganze perché comunque è una società a me cara dove per anni sono stato anche a collaborare con i centri, ho molti amici, però stasera noi con questa vittoria abbiamo ottenuto un risultato molto importante che nella nostra permanenza in A1 abbiamo fatto stasera il record dei punti della storia del Sarzana. Quindi per noi questo era un obiettivo, era un motivo di orgoglio e certamente che cercheremo da questo di prendere uno spunto per quello che ci aspetta la settimana prossima. Assolutamente in bocca al lupo per l'appuntamento europeo. Allora, intervistare te significa intervistare una persona che ha vissuto tanti momenti di questo sport e può anche guardarsi indietro e dire cos'è successo, cos'è cambiato da quando magari lo giocavi tu o le varie fasi storiche che ha attraversato. Che periodo è questo per l'hockey italiano, Paolo, secondo te? Io ero un giocatore, ero un operaio dell'hockey, però ho sempre avuto tanta voglia di migliorare, tanta voglia di una curiosità, ero una spugna e ho sempre cercato di prendere quello che potevo, insomma, per cercare di ritagliarmi il mio spazio. Devo dire che quest'anno ho visto forse un aumento rispetto all'altro anno degli spettatori, qualcosa in più ho visto. È chiaro che le dinamiche sono molto cambiate, ci sono situazioni molto differenti, sia dal punto di vista delle categorie giovanili, ci sono regolamenti nuovi, l'analisi sarebbe troppo profonda. Certo. Quello che non cambia mai comunque al di là dei regolamenti, delle espulsioni di minuti, gli oriun, cioè c'è da girare a 360 gradi, è la passione che comunque noi continuiamo a metterci in questo sport, è veramente questo che ci porta avanti. Vedo Roberto Crudeli che per me è stato uno dei miti italiani e solo il fatto di potersi confrontare con lui a questi livelli, se mi permetti, è un grande motivo d'orgoglio, però ci vuole questa gente qua, ci vuole. Io credo però, e chiudo con questa cosa se mi permetti, sono stato personalmente a Montreux, perché sono un appassionato, sì. Vado tutti gli anni, ho visto le nazionali e devo dire che sono venuto via nonostante un quarto posto, comunque immeritato, 2 volte ai rigori, insomma, con giocatori che mancavano, prima mancava Giulio Cocco, dopo mancava certo. Verona. Secondo me una formazione abbiamo noi importante sulla quale possiamo veramente credere anche in un futuro, oltretutto anche età media molto giovane. E con un mondiale in casa. E con un mondiale in casa. Quindi io veramente da questo punto di vista, se questo deve essere lo specchio per il nostro movimento, io credo che sia bello specchiarsi in quello specchio. Un'ultimissima domanda, un tuo parere sulla liberalizzazione del gioco di pattino? È stata secondo me una cosa positiva, non si sentono più proteste, nessuno dice più niente agli arbitri, è diventato un uso comune, quasi non ce ne accorgiamo. Prima eravamo continuamente a protestare, io per primo, perché evidentemente se il regolamento non prevedeva questo, secondo me è stato un grande passo in avanti, non poco significativo, e quindi io sono assolutamente in approvazione rispetto a questa norma. Paolo, ti ringrazio, in bocca al lupo per il proseguimento di una stagione assolutamente di primo ordine del tuo Sarzana. Io ringrazio voi e spero che il Breganze possa fare il massimo, ovviamente senza avere nulla contro le altre società, però insomma è chiaro che vi auguro il meglio, questo, più di questo. Grazie a te. Ciao.